Con noi saranno in tanti a rammentare HAL 9000, il computer della nave spaziale Discovery nel film 2001 Odissea nello spazio. E forse molti avranno ancora nelle orecchie il suo disperato appello alla compassione nel sentire la propria mente svanire al cospetto del creatore che lo andava disattivando. Perché HAL 9000 era stato programmato dall'uomo a immagine di se stesso ed era, come l'uomo è, capace di discernimento e si può dire persino di emozioni. Tutti abbiamo orrore del vuoto. Alcuni provano a vincerlo confidando nella filosofia, altri si affidano alla religione, taluni precipitano nel nichilismo più arido e va da sé arido e infecondo. Tutti abbiamo orrore del vuoto, tutti rimpiangiamo una persona cara e daremmo l'anima per riaverla accanto un giorno che non fosse quello del giudizio, bensì semplicemente una mattina di quiete in cui potessimo starle ancora vicini in attesa del risveglio, mentre fuori ogni elemento si fosse mutato in silenzio. Quel giorno potrebbe ben chiamarsi Natale. Ed anche il vento fa silenzio fra le cose che ami, un mondo di cose che cambiano e mi vedrai sorridere e non sapermi comportare dopo tutta una vita o forse trascorso un attimo.